Mercoledì 10 gennaio 2024, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori, benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepaz vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Incominciamo con quella del Corriere delle Alpi. La notizia messa in primo piano riguarda l'influenza a livello Veneto, influenza, allarme e vittime. Il presidente della regione Veneto Zaia e lo stato della sanità regionale, le criticità, terapie intensive al limite, pochi medici per ridurre le liste di attesa. Quasi 500.000 di casi in Veneto in 2 mesi, 2 morti a Vicenza non erano vaccinati. Tarda il rientro dalle vacanze, ordini scarsi, in Veneto parte dell'industria allunga lo stop. Sono numerose le aziende tra Veneto e Friuli Venezia Giulia che non hanno ancora riacceso gli impianti di produzione nonostante l'Epifania sia ormai archiviata. Causa ordini scarsi. Dalla provincia di Belluno, il caso alla primaria di Mel, falso genitore, scuole in allerta, regole severe sulle uscite. Le scuole bellunesi rassicurano le famiglie dopo il caso del falso genitore a Mel. Le regole sulle uscite da scuola ci sono e sono rigide. Il report dello Spisal, malattie professionali in costante aumento. Il 2023 è chiuso con 236 richieste per malattie professionali, tra cui 2 casi di mesotelioma di persone esposte all'amianto negli anni 90. Viabilità sulla Lemagna, Ponte Cadore, tempi lunghi, 18 mesi con il cantiere. Ponte Cadore è canteriato per almeno 18 mesi, in corso il secondo stralcio dell'adeguamento antisismico. E la foto di copertina invece ci porta a Feltre, vandali in azione di notte in Piazza Maggiore, raid con la motosega, abbattuto l'albero di Natale. L'abete ancora addobbato era stato donato da Seren del Grappa, acquisite le immagini delle telecamere e per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, ecco come si è presentato l'albero di Natale ieri mattina in Piazza Maggiore, abbattuto appunto da questi vandali. L'approfondimento di Curto a pagina 21. Questa è la prima pagina del Corriere delle Alpi, passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. La notizia in primo piano riguarda il mondo del lavoro, 1/3 in meno gli incidenti, i dati dello Spisal, notizia di cui abbiamo trovato anche spazio nella prima pagina del Corriere delle Alpi. I dati dello Spisal mettono in luce un miglioramento nei primi 7 mesi, 600 denunce in meno rispetto al 2022, controlli anche nei cantieri delle opere per le Olimpiadi, eseguiti anche alcol test sui dipendenti, nessuna irregolarità. La foto di copertina è identica a quella trovata sul Corriere, ovviamente riguarda il caso di vandali avvenuto a Feltre, nel cuore della città. Siamo in Piazza Maggiore con una motosega elettrica, raid dei vandali nella notte, tagliato un albero di Natale, come si può evincere da questa fotografia. Altri richiami, polizia sulla neve, 21 multe e uno ski pass ritirato. Borgo Valbelluna, nessuna telecamera per scoprire il falso papà. Nessun aiuto potrà arrivare dalle telecamere, purtroppo nella scuola di Mel, dove il finto genitore lunedì si è presentato per prelevare un bimbo di seconda elementare prima dell'orario di chiusura delle lezioni, non è dotato di videosorveglianza, ma le indagini dei carabinieri di Mel, in contatto con il sindaco Stefano Cesa, proseguono a 360 gradi per dare un volto al responsabile. Cortina, condomini contro la variante è stata peggiorata, l'appello cambiate quel progetto, a rischio anche i mezzi di soccorso. Lutto invece a Belluno, morto Clapis, vinse anche il San Martino, è morto ieri alla soglia di 85 anni Luciano Clapis, per anni impegnato per la città e a favore dei bambini, fu anche premio San Martino nel 2011. La foto curiosa si immerge in Norvegia e fotografa una rara balenottera. Per attraversare un fiordo ci ha messo un anno. Federico Facchini, invece, 31enne biologo marino bellunese, ha deciso di prenderla larga. Prima Cape Town, Sudafrica, poi Exmouth, West Australia, quindi il Queen Island, East Australia. Un salto in Alpago, 24 ore, di nuovo in Norvegia. Di nuovo Tommaso, ma dall'altra parte del fiordo. Prima che aveva parlato delle nuotate tra le orche, ora ha vissuto un incontro con la balenottera comune, che tutto è meno che comune. È una balena schiva, racconta Federico, è molto difficile incontrarla, è una specie che è appena un gradino sotto la fase critica in termini di estinzione.
Santa Giustina, 2 case distrutte da un incendio, una famiglia riesce a scappare. Un furioso incendio è scoppiato ieri pomeriggio a Ignana di Santa Giustina, 2 le abitazioni distrutte dalle fiamme. Fortunatamente gli occupanti, padre, madre e 2 figli, sono rimasti illesi. Al momento hanno trovato ospitalità da amici, le condizioni dell'abitazione inagibile. Richiederà di trovare una soluzione. Ed ecco appunto le fiamme che sono divampate in questa abitazione di Santa Giustina. Siamo nella frazione di Ignan nella giornata di ieri. Per quanto riguarda lo sport, ecco il richiamo: hockey, Cortina soffre ma batte il Vipiteno nel primo match dei playoff scudetto. In televisione, storie dei eventi del Cadore trasmessi a linea bianca, il programma di Rai 1. A Oronzo spariscono le macellerie, resiste solo un negozio. Nel 2023 c'erano 3 attività che vendevano carne ad Oronzo, ora una sola in Piazza Vigo. I giovani non vogliono fare questo mestiere. E addentriamoci all'interno di questa edizione del Gazzettino di Belluno. La prima notizia che troviamo in primo piano a pagina 2 riguarda il personaggio, ovvero Federico Facchin, che vediamo a piena pagina sorridente. Dall'Alpago alla Norvegia ho visto la balenottera. Federico Facchin è un biologo marino di 31 anni, l'incontro con l'animale è un evento molto raro, è schiva, non si avvicina alle barche, il pericolo di estinzione è a un passo, studiarle è essenziale. Molti turisti italiani arrivano qui e chiedono di poter mangiare bistecca di balena, c'è bisogno di un lavoro di educazione e racconto. Il sogno di poter pubblicare foto e storie su National Geographic, contatti con la sezione olandese, potrebbe essere la volta buona. E appunto vediamo la balenottera che in questo caso è riuscito a scattare il biologo marino bellunese nonché dall'Alpago Federico Facchin. L'intervista vi aspetta a pagina 2 del Gazzettino di Belluno. Mondo del lavoro, controlli e formazione, il piano Spisal previene il 37% degli infortuni, le azioni coordinate hanno portato al calo consistente di 600 incidenti, è il quadro che emerge dal confronto del periodo gennaio-luglio 2023 con il 2022. Resta rammarico per le morti che non si fermano, 2 decessi bianchi in passato, la media era di 6 tragedie, un'indagine ogni 5 giorni su incidenti ai lavoratori, emerse violazioni in 10 casi. Blitz in 21 cantieri, grandi eventi, fatto persino l'alcol test, passato ai raggi X, le grandi opere come previsto dalla prefettura non sono emerse irregolarità e troverete appunto tutti i controlli che ci sono stati in quest'anno nel settore dell'edilizia, dell'amianto e dell'agricoltura. Stagione sicura, ovviamente si parla di stagione invernale in provincia di Belluno per gli amanti dello sci, feste, 840.000 sciate, 21 multati. Super lavoro della Polizia di Stato nei comprensori di Arabba, Falcade e Palafavera con centinaia di controlli, sempre più sciatori indisciplinati e poco preparati. In un corso gli agenti hanno dovuto ritirare lo ski pass. Dal 23 dicembre al 7 gennaio sono stati 64 gli incidenti con scontri cadute, finiti nella rete anche un gruppo di sci alpinisti che risalivano senza attrezzatura di soccorso. I poliziotti ricordano: evitate di fermarvi al centro delle piste e negli incroci date la precedenza. E sempre in merito allo sport, in questo caso e alla passione sulla neve, oltre alla neve si cerca l'esperienza prima discesa all'albo in motoslitta. Gettonatissimo anche il servizio Helix Ski a Cortina, che permette di evitare file agli impianti. Dal capoluogo Caffè Manine venerdì si riparte dopo l'inaugurazione in grande stile del maggio scorso. A seguito del rinnovo locali, gli alti e bassi ma ora le speranze. Dietro al banco personale nuovo pronto a offrire servizio impeccabile agli affezionati clienti. Sarà la volta buona? I prestigiosi locali dal lontano 72 sono centro di osservazione della piazza, sono vincolati a bar. L'omaggio Sala Hall del centro Enevegal diventa Beppi Caldart nel ricordo dell'alpinista. E andiamo avanti con pagina 6, il sentiero simbolo della città del parco, notizia che riguarda sempre il capoluogo. Ultime tappe per realizzare il percorso lungo Lardo, l'area protetta che collega Bolzano Bellunese al centro. Siglato il patto con l'ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi che ha assicurato 500.000 euro, serviranno anche per valorizzare i piccoli borghi. L'appuntamento, convegno sulle comunità energetiche con 2 ministri in Camera di Commercio, l'incontro sullo sviluppo sostenibile in collegamento fra TIN e Fitto. L'appuntamento è per domani. I postini sono sempre più green, tra auto ecologiche e il Palmari sono 27 i veicoli a impatto zero sull'ambiente messi in funzione in provincia nell'ultimo anno. Passiamo adesso a Feltre. A Fara rinnovato il parco giochi, taglio del nastro ieri per l'area dedicata ai piccoli che è stata sistemata grazie ai contributi di aziende private. Le nuove strutture sono state donate all'amministrazione dalla Imeco della famiglia Torrin dopo l'appello del sindaco.
E sempre da Feltre, istituti comprensivi, calendario scuole aperte, gli appuntamenti previsti per Feltre ma anche quelli di Piedavena e Seren del Grappa. E adesso la notizia che ha aperto come foto di copertina sia l'edizione del Gazzettino sia quella del Corriere delle Alpi: albero di Natale tagliato di notte, l'abete posizionato per le festività in Piazza Maggiore tra ieri e lunedì è stato abbattuto con una motosega. Sulla vicenda indaga la polizia locale, la sindaca Fusaro, analizzeremo le telecamere e presenteremo denunce. Alle prime luci del mattino la sorpresa: l'albero di Natale in Piazza Maggiore è a terra, abbattuto non per colpa del maltempo o di un collasso strutturale della base su cui è appoggiato. Il pino, ancora addobbato con luci e stelle luminose, è stato tagliato alla base con una motosega. In questi casi viene usata la definizione atto vandalico, esplicazione che prende origine da un'antica popolazione germanica che distruggeva tutto al proprio passaggio. Se i vandali perpetravano le loro stragi in guerra, nel caso dell'albero di Natale feltrino non esiste un vero motivo e quindi non c'è atto vandalico, ma solo un gesto eseguito da persone che Dante avrebbe inserito probabilmente fra gli ignavi. L'albero tagliato indossava ancora le serie di luci, i festoni e le stelle luminose che hanno abbellito la piazza in queste festività. La caduta ha quindi procurato dei danni alle luci e alle stelle, compreso il puntale che si è rovinato nell'impatto con il suolo. La condanna del fatto arriva da tutti i livelli. Viviana Fusaro, aggiunge la sindaca: purtroppo coloro che hanno compiuto questo gesto non si rendono conto che i danni finiranno tutti a carico della cittadinanza, forse anche a carico loro. Cesio maggiore ai contributi comunali erogati alle associazioni del paese. L'amministrazione del sindaco Carlo Zanella ha scelto le pro loco e i sodalizi sportivi. Passiamo a pagina 9, sconosciuto fuori da scuola, mancano le telecamere, risalire all'identità del finto genitore che lunedì si è presentato al comprensivo sta diventando impossibile. Il sindaco Stefano Cesa ringrazia il dirigente per le scelte che ha fatto. Dal presidente del consiglio di istituto, spiega Paolo Bello, mi viene da dire che di fronte ad un possibile fatto grave il sistema ha retto bene. La prudenza e i regolamenti che a questa prudenza si rifanno si sono dimostrati efficaci. E adesso la notizia che ci porta a Ponte nelle Alpi: c'è uno scontro tra gang rivali a polpette, nessuna traccia, videocamera al setaccio. Spostiamoci invece a Soverzene, addio a Umberto Sacchete con una doppia cerimonia. Il funerale bellunese si è tenuto nella chiesa del comune di Soverzene. Oltreoceano, Bento Pians è stato salutato anche nella città di Laguna in Brasile. Siamo a pagina 10 del Gazzettino di Belluno. Cortina d'Ampezzo, bretella, preoccupati per la viabilità. I proprietari di 10 condomini di via Guide Alpine si affidano ai professionisti e chiedono di rivedere il progetto di variante. La missiva alle istituzioni all'insegna delle collaborazioni, soluzione peggiorativa anche ai fini del servizio del soccorso. Ed ecco il progetto: la bretella di Cortina nel mirino dei proprietari appunto dei 10 condomini di via Guide Alpine. Nella foto la ricostruzione di come verrà realizzata appunto questa bretella nel comune di Cortina. Santo Stefano, multe mancate in centro e scontro vice sindaco vigile, è tutto sul tavolo del prefetto. È il consigliere di minoranza Roger De Bernardini a scrivere una mail: atteggiamento non consono. A Auronzo, anno nero, da 3 macellerie a una manca il ricambio. 2 negozi di carne hanno chiuso ad Auronzo, sempre meno giovani vogliono fare questo mestiere. E adesso passiamo all'edizione del Corriere delle Alpi ed entriamo al suo interno con le notizie riferite alla provincia di Belluno. La prima notizia la troviamo a pagina 16, servizio sostitutivo per i bimbi fragili, Kairos, ma i prezzi devono cambiare. L'idea dei laboratori di apprendimento sarà illustrata oggi, incontro con le famiglie dello Sperti, ma c'è preoccupazione. Notizia riferita allo storico istituto presente nel capoluogo bellunese. La protesta, automobili fuori dagli stalli, raffiche di multe all'ospedale. Ieri mattina una persona è rimasta bloccata dal parcheggio selvaggio e ha chiamato gli agenti della polizia locale. L'assessora Damiano: ci sono più utenti che posti, ma è grave impedire la circolazione. E sempre dal capoluogo, una vita dedicata a tradizioni e bimbi. La città piange la scomparsa di Clapis. Era l'anima del Rolo e per decenni è stato San Nicolò. Nel 2011 ricevette il premio San Martino. Quando si avvicinava la Pasqua, ai bambini bellunesi brillavano gli occhi. Sapevano che in Piazza dei Martiri avrebbero potuto divertirsi con il Rolo sotto la guida dell'uomo che aveva riportato e fatto rivivere l'antica tradizione in città. A dicembre poi l'appuntamento fisso era con San Nicolò e via tutti in piazza, perché l'appuntamento era di quelli da segnare sul calendario. A condurre l'asinello con un carretto pieno di doni era sempre lui, Luciano Clapis, un uomo che ha fatto dell'amore per la città che lo aveva accolto dopo la guerra e per le tradizioni di questa terra una ragione di vita.
Siamo a pagina 18, il report dello Spisa, notizia di cui abbiamo già dato spazio leggendo il Gazzettino di Belluno. Siamo invece a pagina 19, anche in questo caso notizia trovata sul Gazzettino. Spostiamoci a pagina 20, tetto al settimo, gestori al Bianchetta, sarà un 2024 impegnativo per il CAI. Il presidente Barp, contiamo di poter riaprire al più presto la ferrata Marmol, iscritti oltre quota 1700, notizie in questo caso quindi che riguarda la sezione del CAI bellunese. Siamo a pagina 21, Piazza Maggiore, anche il Corriere delle Alpi dedica spazio all'atto vandalico che ha interessato l'albero di Natale posizionato in Piazza Maggiore a Feltre. Andiamo avanti con Santa Giustina, siamo sempre nel Feltrino con pagina 22 del Corriere delle Alpi, va a fuoco un edificio a Gnan, evacuata famiglia di 4 persone. L'incendio è stato contenuto dai vigili del fuoco e non ha danneggiato altre case. Un blackout di 2 ore ha lasciato al buio la frazione, le cause sono da accertare. Ed ecco appunto l'intervento dei vigili del fuoco per domare l'incendio che ha interessato un'abitazione di Ignan. Feltre, a proposito di incendi, Carenzoni di sequestrato, ora si può pensare ai lavori, tolti i sigilli al complesso andato a fuoco venerdì, il presidente Nunzio Gorza, riparazione degli impianti, poi si potrà imbiancare. La MON, una riunione con esperti sul mercato dell'energia, l'appuntamento è per venerdì 19 gennaio alle 14.30 al centro Amo di via Ferde. Siamo ancora nel Feltrino, nel basso Feltrino, in questo caso con pagina 23, Quero Vassi, numeri del 2023, saldo demografico con il segno più, torna il lavoro, mancano le case. 6 matrimoni celebrati, 5 dei quali con rito civile, torna a crescere la componente asiatica. Il sindaco Zanella, aziende importanti stanno pianificando investimenti in zona. All'anno di Piave verso la fusione, ultimo piano per 6 milioni di opere. Altre due notizie brevi che riguardano sempre il Feltrino. La prima ci porta a Sovramonte, tumori ginecologici, se ne parlerà venerdì, l'appuntamento è alle 17 appunto nella palestra comunale di Sovramonte. San Gregorio nelle Alpi, cerimonia, contributi e pranzo con gli alpini. L'appuntamento è alle 9.30 con l'alzabandiere nella sede degli alpini Generale Nasci di San Gregorio nelle Alpi. Anche il Corriere delle Alpi dedica spazio al caso avvenuto a Mel, falso genitore, scuole in allerta sull'uscita dei bimbi, i presidi assicurano vigilanza serrata. Tantam tra istituti dopo il tentativo di prendere uno scolaro, lettera alle famiglie per chiedere cautela e collaborazione. Tra mamma e papà alla Dante, i nostri figli sono stati tutelati. Fuori dalla primaria, nell'attesa dell'ultima campanella, si intrecciano timori e gratitudine. L'Istituto ha gestito tutto con efficienza, prendendo le misure necessarie e informandoci. Questa è la dichiarazione di alcuni genitori. Siamo a Soverzene accelera la corsa per la passerella ciclopedonale, i progetti per il 2024. Limana ha avviato il cantiere per la nuova mensa, pro loco soddisfatta. Rastrellamento nazista a Tambre, doppia iniziativa per commemorare le vittime del 1945, gli appuntamenti sono in programma. Vediamo, il programma della mattinata parte alle 8.45 e tutto avrà inizio nella giornata di domani. Siamo a Ponte nelle Alpi, resa dei conti tra baby gang, 2 identificati. La polizia ha individuato un paio di minorenni che potrebbero aver partecipato alla rissa di lunedì sera in stazione. Ancora in corso le ricerche degli altri protagonisti della zuffa, sentiti dei testimoni. Nella notte 2 tentativi di effrazione in un bar e in una pasticceria, fatto che ci fa rimanere sempre a Ponte nelle Alpi. Con pagina 28 spostiamoci a Colle Santa Lucia, collegamento già Offertazza, Italia Nostra si schiera contro. La presidente nazionale Caroli, già la sola costruzione ha impatti devastanti, l'associazione ambientalista punta il dito sul turismo consumatore. Agordo, occhiali acustici, Luxottica al debutto al CES di Las Vegas. La Valle, schianto sulla Gordina, un 66enne all'ospedale. Zoppa di Cadore, chiesa da consolidare, parte l'iter dell'appalto. Dalla Gordina allo Zoldano, polizia sulle piste da sci, 200 controllati, sanzionati in 21. Siamo a Cortina d'Ampezzo, linea bianca, stavolta tocca a Cibiane e a Pozzale di Pieve, registrazione agli sgoccioli, la messa in onda in attesa per sabato 27 gennaio. Ponte del Cadore, lavori per almeno 18 mesi, il sindaco di Perarolo Svaluto, servono i semafori smart. Il presidente dell'Unione Montana invita i conducenti ad avere pazienza e non usate la strada provinciale 47 per fare prima, serve per i soccorsi. Padola di Comelico, prende a pugni un carabiniere, arrestato un turista ubriaco, l'uomo è indagato per resistenza e lesioni aggravate di firma. Costa Lissoio, un volume per celebrare i 20 anni del Museo Reggianini, preparativi in corso al Polo Culturale Comegliano.
Dalla rubrica Cultura e Società, Nonino premia la cura dell'uomo, dell'ambiente e del sapere. La cerimonia il 27 gennaio a Ronchi di Percoto. Dalla rubrica Giorno e Notte, il lascito di De André 25 anni dopo, la suggestiva chiave di Napo e Quartetto. L'Auditorium Canossiano ospita Alberto Napolitano, sul palco note e voce per le canzoni del poeta degli ultimi. Ovviamente siamo nel comune di Feltre. E adesso lo sport bellunese, hockey, semifinali scudetto gara 1, Cortina all'overtime vince il primo round, risolve Sanna contro il Vipiteno, Cuglietta e Zardini, Lacedelli replicano a Mailan e Cianfron e domani la seconda sfida sul ghiaccio degli altoatesini. 3-2 il risultato finale. L'evento, la finale sabato alle 15, l'Olimpico è tirato a lucido per la Cortina Curling Cup. Domani mattina alle 10 le prime sfide con ingresso gratuito per i tifosi. Il team Costantini deve guardarsi dalle grandi favorite coreane del team G. Sci nordico, i convocati per i tricolori giovani del weekend. E ancora la nuova missione di Mister Gazzi, salvo la Feralpisalò, poi alleno la Plavis. Il vice di Zaffaroni in Serie B scherza sul torneo di Santa Giustina, grande occasione di crescita, cambia tutto rispetto alle giovanili. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, cielo da poco nuvoloso a sereno, precipitazioni assenti. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.